Venegazzu, bimbo di 5 anni, precipita dalla finestra al secondo piano di casa mentre gioca con 2 coetanei e salvo per miracolo. Si valuta l'omessa vigilanza da parte dei genitori. Minaccia al ministro della giustizia Carlo Nordio, la scritta in rosso siglata Brigate Rosse, indagano i carabinieri, massima allerta per il numero 1 del Viminale, la condanna del mondo politico. Truffa del finto carabiniere, record a Treviso, donna derubata di 340.000 euro tra gioielli e lingotti, individuato e denunciato il responsabile, per lui foglio di via dalla città, una misura che per il sindaco non basta. Truffe in città, a Treviso sono aumentate del 10% in un anno, contrariamente al resto della provincia dove sono in generale diminuzione, il dato emerso oggi a Casugana con il progetto Fidarsi bene ma in sicurezza. In 7 in auto con il conducente senza patente, tutti italiani e sui 20 anni, schianto all'alba di oggi a Jesolo contro un camion della raccolta rifiuti, 2 ventenni ricoverati in codice rosso. L'incendio doloso alla cooperativa agricola dello scorso maggio a Castelfranco Veneto, i carabinieri hanno denunciato un imprenditore padovano, ex fornitore della stessa cooperativa, e rancore per la collaborazione finita dietro al gesto. Contro l'inquinamento la Regione vuole lasciare libera la circolazione dei veicoli Euro 5 e rincorre ad altri strumenti. Intanto l'ACI propone alle famiglie il noleggio sociale a 100 euro al mese. La sete dell'agricoltura di pianura lascia a secco i laghi bellunesi al culmine della stagione turistica dopo Santa Croce, situazione preoccupante al Corlo in comune di Ersiè. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Iniziamo con la cronaca e con il mezzogiorno di panico vissuto a Venegazzu di Volpago del Montello, dove un bimbo di nemmeno 6 anni è precipitato dalla finestra al secondo piano della sua abitazione. Stava giocando con 2 coetanei, il piccolo è ferito ma salvo per miracolo. Scatta l'indagine, si valuta l'omessa vigilanza da parte dei genitori. Noi eravamo dentro in casa e si è sentito urla, grida, e poi sono arrivate l'ambulanza, l'automedica, i carabinieri e dopo circa 20 minuti l'elicottero. È un mezzogiorno di panico e mobilitazione a Venegazzu, frazione di Volpago del Montello, dove un bimbo di 5 anni e mezzo è caduto da questa finestra al secondo piano, un volo di diversi metri finito a terra nel cortile di casa, a ridosso di una corte comune condivisa con un manipolo di altre abitazioni. Inizialmente, vista la presenza anche dell'inferiata, si teme il peggio. Una vicina, visibilmente scossa, racconta di essersi allertata dopo aver sentito un tonfo. E il bambino l'aveva in braccio il papà. In casa, al piano terra, in salotto, oltre al padre c'è anche la mamma. Sono i primi a chiamare i soccorsi, che immediatamente arrivano sul posto, subito seguiti dai carabinieri. Sono minuti concitatissimi. Eravamo tutti molto turbati, anche perché c'era gente in strada, non si riusciva a passare. È stato abbastanza brutto come momento. Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo stesse giocando al secondo piano con altri 2 coetanei quando si è sporto pericolosamente dalla finestra, precipitando al suolo. Vista la dinamica, i carabinieri stanno indagando. Si deve capire se vi sia stata un'omessa vigilanza da parte dei genitori, quasi un approfondimento d'ufficio per non lasciare nulla di intentato, perché se una cosa è certa è che poteva andare molto peggio. È stato fortunato, sì, miracolo, sì. Mobilitazione di uomini e mezzi nel tardo pomeriggio anche a Conegliano, a Parè, in via Ortigara, per un uomo rimasto gravemente ustionato. Si tratta di un 85enne del posto che avrebbe tentato un gesto estremo. L'anziano è stato intubato e portato con l'elisoccorso al centro grandi ustioni di Padova. Sul posto sono arrivati anche gli uomini del commissariato di polizia della città del Cima, supportati da una pattuglia della polizia locale. Minacce al ministro della giustizia Carlo Nordio, la scritta in rosso siglata Brigate Rosse, indagano i carabinieri. Massima allerta per il guardasigilli, la condanna del mondo politico. Nordio, ti metto dentro, una R4 siglata Brigate Rosse. Le minacce rivolte al ministro della giustizia Carlo Nordio, rinvenute in via Portuense a Roma, hanno messo in allerta la scorta del capo del Dicastero. La scritta, accompagnata da una stella a 5 punte e dalla sigla BR, richiama la Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 78 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. A notare la scritta alcuni residenti della
della zona che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Immediate le indagini dei carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza. Bipartisan, la solidarietà dal mondo politico. Esprimo la mia piena solidarietà al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, destinatario di una gravissima, inaccettabile intimidazione, scrive in un post la Premier Giorgia Meloni. Grave il richiamo alle BR e all'omicidio Moro, commenta il Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Esprimo al Ministro Nordio tutta la solidarietà istituzionale e mia personale. L'orrenda minaccia scritta sui muri di Roma lascia attoniti e preoccupati, rappresenta la negazione della democrazia e della convivenza civile e richiama alla memoria una grande tragedia italiana. Porto ovviamente la mia vicinanza e la solidarietà al Ministro Nordio da parte mia, della comunità trevigiana e di tutta la comunità dei sindaci del Veneto per questo atto intimidatorio, queste minacce che turbano la serenità di un ministro e di una persona che sta lavorando per il bene comune. Così il sindaco di Treviso Mario Conte, che incontrerà il prefetto per valutare eventuali misure di sicurezza. Credo insomma che si attiveranno i protocolli necessari. Adesso attendo di confrontarmi con il prefetto, che è lui il responsabile della sicurezza della nostra città insieme alle forze dell'ordine. Comunque insomma la situazione è assolutamente monitorata, attendiamo delle indicazioni, è fondamentale garantire la sicurezza del Ministro. Dure le parole del senatore Luca De Carlo di Fratelli d'Italia. Cosa farà la sinistra oggi che come ieri minimizza sul pericolo del terrorismo? Sono anche questi solo compagni che sbagliano? Quanto tempo ci metteranno a capire che invece sono delinquenti e terroristi che vanno perseguiti e puniti? Ferma condanna e piena solidarietà al Ministro Nordio. Con queste parole il capogruppo del Partito Democratico Giovanni Manildo. Si tratta di un atto vile che, evocando esplicitamente la drammatica vicenda di Aldo Moro e i simboli delle Brigate Rosse, tenta di risvegliare i fantasmi di una delle pagine più buie e dolorose della storia repubblicana. Truffa del finto carabiniere record a Treviso, donna derubata di 340.000 euro tra gioielli e lingotti. Individuato e denunciato il responsabile è un 24enne campano, per lui scatta il foglio di via dalla città, una misura che per il sindaco però non basta, per Mario Conte occorre inasprire le pene. A incastrarlo è stata la Fiat Panda che aveva noleggiato per fuggire dal luogo del colpo nel quartiere di Sant'Angelo a Treviso, utilitaria che forse nelle sue intenzioni non doveva dare nell'occhio e che invece ha lasciato numerose tracce dietro di sé, rilevate da più telecamere in città. L'ultimo frame ha portato gli agenti della squadra mobile nel parcheggio di un hotel di via Roma. Il noleggiatore, un 24enne campano, si trovava poco distante, seduto tranquillamente come un turista qualsiasi ai tavolini di un bar. Per lui invece è scattata la denuncia dopo il riconoscimento fotografico da parte della vittima, raggirata pochi giorni prima e derubata della cifra record di 340.000 euro tra gioielli e lingotti. È il 21 luglio quando il giovane inscena la truffa del finto carabiniere, chiamando al telefono di casa una 57enne con problemi di salute, dicendole che l'auto del marito, che in quel momento non si trovava con lei, era stata usata da una banda per fuggire dopo una rapina. Il solito copione con la donna che per risolvere i guai del coniuge raduna sul tavolo tutti i gioielli e preziosi di famiglia, lingotti compresi. Il ritiro è immediato, con il 24enne che nel tempo di un amen si dilegua e la 57enne che, capito l'imbroglio, denuncia tutto alla polizia. Immediate le indagini, i sospetti si concentrano sui movimenti della Panda, segnalata anche a Porta Calvi. Dopo una perquisizione l'uomo, con precedenti specifici, viene trovato con un coltello a serramanico di 30 centimetri. Oltre alla denuncia di furto pluriaggravato scatta anche quella per porto abusivo d'arma. Il quadro indiziario è un macigno, ma resta in stato di libertà. Di fatto non ci sono gli estremi normativi per un arresto. Quanto alla refurtiva non c'è traccia. Il questore Alessandra Simone, vista la pericolosità sociale del soggetto e il rischio di reiterazione, adotta il foglio di via obbligatorio con divieto di ritornare a Treviso per 4 anni. Capisco anche le difficoltà istituzionali di poter assicurare la galera a tutti coloro che commettono reati, quindi si trovano anche
pene alternative come i fogli di via, i richiami eccetera, però evidentemente non sono efficaci. Chi sbaglia deve pagare fino in fondo. Non resta che incidere sulle pene aumentandole, fa intendere il sindaco, anche perché le truffe e i truffatori stanno cambiando pelle. L'intelligenza artificiale mal utilizzata rischia di diventare uno strumento per commettere reati anche molto gravi, e quindi di conseguenza io sono assolutamente favorevole all'idea che si adegui i nostri strumenti normativi per arginare e contrastare questo fenomeno. E a proposito di truffe, in città Treviso sono aumentate del 10% in un anno, contrariamente al resto della provincia dove sono in generale diminuzione. E il dato è emerso oggi a Cassugana con il progetto Fidarsi è bene, ma in sicurezza. Rispetto agli anni scorsi, mentre su tutto il territorio provinciale abbiamo avuto un decremento del numero di truffe e frodi informatiche denunciate, rispetto alla città di Treviso abbiamo avuto un aumento di circa il 10% tra il primo semestre del 2026 rispetto al semestre analogo del 2025. È un aumento per certi versi in controtendenza anche rispetto alla dinamica fino al 2024, quello che riguarda specificatamente la città di Treviso, e a sottolinearlo è lo stesso prefetto Sidoti nel giorno in cui Cassugana presenta ufficialmente con tutte le forze dell'ordine la task force contro le truffe, soprattutto agli anziani, fenomeno criminale che può diventare emergenza sociale. È una campagna che non diffonde paura, diffonde consapevolezza. Noi dobbiamo premiare le relazioni, premiare la comunità, premiare le persone che si mettono insieme per condividere informazioni e supportarsi. E di questa rete fa parte anche Media Nord-Est, con degli spot mirati dove si mette in guardia da rischi e pericoli fuori e dentro casa. Ma se invece sono da solo, non mi metto certo a contare il denaro qui. E di sicuro controllo sempre di non essere osservato, e se ho necessità chiamo il 112. La prevenzione proseguirà nelle edicole con i kit di buone pratiche e nei centri anziani. L'obiettivo è chiaro, il fronte è compatto. Fare in maniera tale che queste persone non debbano più sentirsi sole, non debbano trovarsi nell'isolamento, che è una delle condizioni principali nelle quali vengono poi fatti questi tipi di reati, vengono consumati questi tipi di reati. Le campagne informative sono importantissime, perché più l'informazione è circolare a tutte le classi sociali e a tutte le vittime che sono di qualsiasi età, più si evitano altre truffe, e la fiducia del cittadino non deve mai mancare nei confronti di altri cittadini. Truffa del finto carabiniere, la più in voga, poi declinata di fatto con tutti i corpi di polizia, ma non solo, le tecniche sono tecnologicamente avanzate quanto subdole. Un altro aspetto rilevante poi riguarda tutte quelle che sono le truffe economiche legate a degli investimenti. Questo è una tipologia di condotta che è più trasversale, cioè non colpisce ogni fascia di età, e anche qui l'invito è sempre comunque quello di rivolgersi a degli operatori autorizzati. Non si deve perdere fiducia in se stessi, non si deve perdere fiducia nel sistema, che invece ha bisogno di essere in qualche modo alimentato dalle informazioni che a noi pervengono grazie alle denunce presentate. Chiesto il rinvio a giudizio per 6 componenti di un'organizzazione criminale che truffava anziane sole con le vendite porta a porta. L'operazione lo scorso gennaio della Finanza di Padova aveva smantellato la banda che aveva base tra Padova e Treviso. La Procura di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio per 6 persone dopo che la Guardia di Finanza ha chiuso le indagini che lo scorso gennaio avevano portato allo smantellamento di un'associazione criminale che truffava signore anziane, 1200 le vittime in tutta Italia. La richiesta di rinvio a giudizio formulata dopo le misure cautelari eseguite a gennaio. La Procura all'epoca aveva disposto anche il sequestro di oltre 2,5 milioni di beni di lusso in cui riciclavano il denaro illecito. La base dell'associazione era nel Padovano, ma la banda aveva società attive anche in provincia di Treviso. Il sistema di truffa era quello della vendita porta a porta. Le vittime erano tutte donne anziane che vivevano sole, venivano raggirate e costrette a firmare contratti che poi le obbligavano ad acquistare casalinghi per svariate migliaia di euro. 177 le vittime in Veneto, soprattutto nel Vicentino, nel Trevigiano, nel Veneziano, nel Bellunese e nel Padovano. Centinaia di truffe messe a segno anche tra Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone. L'indagine era partita da un normale controllo sul territorio
territorio, i truffatori incastrati dal loro stile di vita troppo ostentato, auto di lusso, gioielli e capi costosi, vita mondana in locali esclusivi padovani, di giorno invece un'attività ordinaria di venditori porta a porta, redditi che non combaciavano con le loro spese folli. A gennaio una persona era finita in carcere, 2 domiciliari, 10 in totale gli indagati. A chiusura delle indagini la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 6 di loro. L'incendio doloso alla cooperativa agricola dello scorso maggio a Castelfranco Veneto, i carabinieri hanno denunciato un imprenditore padovano, ex fornitore della stessa cooperativa. Dietro al gesto probabilmente il rancore per la collaborazione finita. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che covasse dentro un rancore per questa cosa. È stato un fulmine a ciel sereno per Nazareno Gerolimetto scoprire chi è ritenuto responsabile dell'incendio scoppiato la notte del 24 maggio alla cooperativa agricola produttori Castellana. Sin da subito le indagini dei carabinieri si erano concentrate sulla pista dolosa. Ora i militari hanno denunciato un imprenditore padovano di 61 anni che qui in via Don Ernesto Bordignon conoscono molto bene. Per anni infatti fornitore seppur marginale della stessa cooperativa. Poi a maggio la collaborazione si era interrotta, da qui un malumore crescente che avrebbe portato al gesto. Era comunque marginale, non strategico per la nostra cooperativa. Abbiamo interrotto il rapporto, ne abbiamo parlato con lui, abbiamo interrotto il rapporto per motivi non legati alla qualità del prodotto, forse qualche negligenza, ma niente di più. Abbiamo chiuso il rapporto, abbiamo saldato i nostri debiti, non avevamo nulla, è stato chiuso in maniera consensuale senza avere nessun tipo di frizione. Nel corso delle indagini, i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Castelfranco hanno recuperato un passamontagna, dei guanti in lattice utilizzati al momento del rogo e un veicolo che sarebbe stato utilizzato quella notte per gli spostamenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, che avrebbe agito da solo, si sarebbe introdotto nell'area della cooperativa attraverso un varco posto sul retro della recinzione, avrebbe cosparso di liquido infiammabile 2 furgoni della cooperativa per poi appiccare il fuoco e allontanarsi. Le fiamme avevano completamente distrutto i 2 mezzi, propagandosi successivamente ad un magazzino comunale adibito a deposito di materiale per lo storico palio e alla copertura dell'edificio, interessando anche un impianto fotovoltaico da 100 kW andato completamente distrutto. Credo che andiamo oltre i 400.000 euro di danni. Per noi è un danno abbastanza importante, anche se, ripeto, siamo riusciti a mantenere la continuità dell'attività davvero interrompendo per sole 24 ore. Cooperativa e supermercato che non si sono mai fermati, accantonati invece per ora alcuni progetti futuri. Noi avevamo idee per progredire, adesso ci siamo fermati perché dobbiamo ripristinare quello che avevamo. È sicuramente un fermo anche psicologico che ci segna. In 7 in auto con l'autista senza patente, tutti italiani e sui 20 anni, scanto all'alba di oggi a Jesolo, 2 ventenni gravissimi ricoverati in codice rosso. Mancavano pochi minuti alle prime luci dell'alba quando a Jesolo si è consumato l'ennesimo drammatico schianto stradale, quando una Lancia Y condotta da un ragazzo torinese senza patente e con a bordo altri 6 amici della provincia di Treviso, tutti tra i 19 e i 24 anni, si è schiantata contro un mezzo dei rifiuti Veritas impegnato nel consueto svuotamento dei cassonetti. Qui lungo via Equilio ancora visibili le stese tracce di sangue del violentissimo impatto. Un impatto devastante avvenuto a velocità sostenuta durante una manovra di sorpasso dell'auto che arrivava nello stesso senso di marcia e proprio mentre il mezzo dei rifiuti della Veritas era in funzione. L'urto è avvenuto nella parte posteriore del camion dove si trova la pedana del raccoglitore che fortunatamente era in cabina accanto all'autista e con lui anche il collega che di lì a poco sarebbe dovuto salire sulla citata pedana. Nello scontro ad avere la peggio è la parte anteriore dell'utilitaria che si è letteralmente accartocciata sotto il pesante autocarro, trasformando l'abitacolo in una trappola di lamiere per i giovani occupanti.
Sul posto, dopo i primi soccorsi prestati ai ragazzi dagli stessi operatori ecologici, accorsi immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento locale. Muniti di cesoie e di varicatori idraulici, hanno lavorato a lungo per estrarre 2 dei ragazzi rimasti incastrati. I sanitari del 118, giunti con diverse ambulanze, e pure l'automedica, hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire i 2 feriti più gravi in ospedale, dove si trovano tuttora ricoverati in codice rosso con prognosi riservata. Praticamente illesi, a parte leggere ferite e contusioni giudicate lievi, ma sotto shock gli altri ragazzi e gli operatori ecologici, specie quello scampato per un dettaglio alla morte. Il tutto mentre, con l'arrivo dei carabinieri incaricati delle indagini, il ragazzo, che era alla guida senza patente, si era allontanato per sfuggire ai controlli, anche se poi è stato rintracciato. Non è stato dunque possibile sottoporlo nell'immediatezza ad alcol test, ma i carabinieri lo sottoporranno al cosiddetto esame sintomatico. La tragedia sfiorata ha riacceso immediatamente la rabbia e la frustrazione dei residenti, stanchi di assistere a continui pericoli sotto le proprie finestre, dicono. Comunque qui guardi, non so se voi è da tanto che siete qua, ma corrono come veramente in modo inverosimile proprio. Non dovrebbero, secondo me, almeno d'estate mettere dei rallentatori, perché non è possibile. Il comune di Susegana è il primo dei comuni rivieraschi ad avere emesso un'ordinanza di divieto di balneazione nel fiume Piave e predisposto la relativa cartellonistica. Oggi il sindaco ha firmato il provvedimento che raccoglie l'indicazione della prefettura dopo il tavolo al quale avevano preso parte una decina di comuni, che prevede, oltre al divieto di balneazione, anche lo stanziamento su manufatti e nelle isole naturali, nonché l'attraversamento dell'alveo fluviale nel tratto di attraversamento di Susegana e nelle acque dei canali e fossi affluenti e defluenti che insistono nel territorio. L'accelerazione del comune di Susegana è dovuta alla massiccia presenza di bagnanti che, viste le alte temperature, cercano un po' di refrigerio, soprattutto nel fine settimana. La Giunta regionale del Veneto ha approvato i provvedimenti per l'indizione del referendum consultivo sul progetto di legge di fusione dei comuni di Cavaso del Tomba e Castelcucco in provincia di Treviso per la costituzione del nuovo comune di Borghi del Grappa. La parola passa ora ai cittadini, che il 25 e 26 ottobre saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum. Notizia accolta con favore da ANCI Veneto: i percorsi di riorganizzazione territoriale possono portare ad una maggiore efficienza amministrativa e a servizi più efficaci per i cittadini. È essenziale che questi processi siano accompagnati da un dialogo costante e trasparente con le popolazioni coinvolte. Le parole del presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Contro l'inquinamento, la Regione vuole lasciare libera la circolazione dei veicoli Euro 5 e ricorrere ad altri strumenti. Intanto l'ACI propone alle famiglie con reddito ISEE inferiore ai 30.000 euro il noleggio di un'auto nuova a 100 euro al mese. Novità in vista per le 325.000 auto Euro 5 che dovrebbero rimanere in garage da ottobre 2026 ad aprile 2027. Il presidente della regione Alberto Stefani infatti vuole cancellare il divieto e combattere l'inquinamento in altri modi: il lavaggio delle strade nelle città più grandi, lo smart working per tutti i dipendenti pubblici veneti, vietare l'uso degli impianti a biomassa. Sono assolutamente d'accordo, perché non si può limitare la libera circolazione. Poi naturalmente c'è anche il problema ambientale, e il problema ambientale lo si risolve rinnovando il parco auto. E allora su questo tema l'annuncio dell'ACI è di questi giorni: per rinnovare il parco auto in circolazione con benefici per l'ambiente e la sicurezza stradale e consentire il cambio delle auto anche alle famiglie a basso reddito, ecco la proposta del noleggio sociale, ovvero noleggiare a 100 euro al mese con un massimo di 12.000 km compresi un'auto nuova. Le auto costano molto, ma poi ci lamentiamo perché ci sono ancora Euro 3 e 4 che circolano. Dobbiamo mettere nelle condizioni chi vuole, o chi può cambiare l'auto anche per motivi di sicurezza e ambientali, dobbiamo metterli nelle condizioni di poterlo fare. E quindi questa proposta, che poi andremo
a definire e ad ufficializzare probabilmente dopo l'estate. Questa proposta del noleggio sociale è una proposta molto interessante di ACI perché crea un'alternativa al rinnovamento del parco auto, all'acquisto di una nuova auto. Il noleggio sociale sarà attivo fino al 30 giugno 2030, è riservato a chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro, è obbligatoria la rottamazione di un veicolo a Euro 4. Se le auto non vengono rinnovate, probabilmente è perché uno non può permetterselo. L'ILT Treviso rinnova la collaborazione con lo IOV e dona una nuova strumentazione per i pazienti sottoposti a chirurgia oncologica. Una nuova attività che prenderà vita proprio tra una settimana, tempo proprio organizzativo, e sarà pronta ad accogliere già numerosi pazienti che hanno fatto richiesta. Un lettino, un computer e un nuovo macchinario a completare l'ambulatorio che dalla prossima settimana sarà pronto ad assistere i primi 10 pazienti oncologici. Al momento attivo 2 giorni a settimana, lo spazio dello IOV di Castelfranco è stato realizzato grazie alla donazione di circa 11.000 euro della LILT, con la quale si rinnova la convenzione quinquennale con l'Istituto Oncologico Veneto. La nuova convenzione è stato il motivo anche per formalizzare una donazione che l'ILT, assieme all'Associazione Nazionale di Carabinieri, assieme al Comune di Vedelago, il Comune di Riese Pio X e la Lions, hanno appunto fatto allo IOV. L'ambulatorio è destinato ai pazienti sottoposti a chirurgia oncologica della prostata, del basso intestino e delle ovaie. Questa tecnologia ci aiuta nella riabilitazione per recuperare le funzionalità nel periodo post-chirurgico e quindi per aumentare la qualità della vita alla fine e quindi la guarigione del paziente. Con lo IOV in continuo sviluppo cresce anche la fondamentale collaborazione con la LILT, alle prese oggi, come non mai, con la necessità di trovare nuovi volontari. Non tutti sono, preposti a donare il loro tempo, però se vogliamo che queste associazioni continuino il loro rapporto, lavoro e stare vicino alla gente, c'è bisogno di un ricambio. I locali da ballo della provincia di Treviso lanciano una campagna di informazione, targhe sulle vetrine per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Un ambiente sicuro, di qualità, che garantisce divertimento attento e responsabile è la campagna lanciata dai locali da ballo di Treviso con lo slogan "Qui si balla in sicurezza". I locali che lo vorranno possono esporre la targa sulle vetrine e all'ingresso per una maggiore tranquillità di famiglie e genitori. L'adesivo esposto è stato scelto dagli stessi imprenditori del SILB, il sindacato locali da ballo della Confcommercio, come simbolo di un approccio di lavoro. Valorizza appunto le strutture per essere a norma in materia di sicurezza e tutela dei clienti in generale, perché hanno seguito tutte le normative vigenti. Dietro un locale autorizzato infatti ci sono verifiche sulla sicurezza, controlli sulle capienze, impianti certificati, vie di fuga, piani di emergenza, personale dedicato, aspetti che il cliente spesso non vede ma che fanno la differenza. Dove c'è quella targhetta esposta è come un certificato che il gestore affigge all'ingresso del proprio locale per far capire al cliente che il locale è a norma, che ha rispettato tutte le regole in materia appunto di sicurezza. Una categoria insomma da sempre attenta al tema della salute, della sicurezza e della prevenzione. Basta ricordare la campagna SOS Guida Sicura, l'incentivo all'uso dei taxi collettivi, la lotta al consumo di alcol e sostanze. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. E sono state ore di grande apprensione a Belluno dopo che dalle 12 circa uno sbuffo di fumo nero si è fatto spazio in mezzo ai boschi del Monte Talvena sul versante che guarda la Val Medon. L'allerta per un probabile incendio l'ha data un cittadino che ha chiamato il 115. In zona si sono subito precipitati i vigili del fuoco e il personale dei servizi forestali della Regione Veneto. L'elicottero ha compiuto oltre una ventina di lanci nell'area interessata dalle fiamme, comunque circoscritta. Sul posto anche i carabinieri forestali per le indagini di rito. Le cause al momento restano sconosciute e comunque aperte ad ogni ipotesi. Le fiamme sono state domate anche se il monitoraggio resterà attivo almeno fino a domani.
La sete dell'agricoltura di pianura lascia secco i laghi bellunesi al culmine della stagione turistica e sarà sempre peggio negli anni a venire. Siamo andati a monitorare la situazione al lago del Corlo in comune di Arsiè. Le date sono importanti, tanto più in questa estate rovente che chiede acqua a chi ce l'ha e la rilascia ai consorzi per irrigare i campi in pianura e forse non solo quelli. Dal 1 luglio al 15 agosto ai laghi artificiali montani viene richiesto il rilascio di importanti quantitativi d'acqua destinati alla pianura assetata sulla base di accordi che risalgono a 80 anni fa e che avranno valore per altri 20 anni. Poi toccherà alla laminazione. Che cosa accadrà dalla metà di agosto? Allora, dalla metà di agosto purtroppo entra il provvedimento così chiamato laminazione delle piene, che ci abbasserà il lago di 16 metri. Questa è una brutta cosa che noi da tanti anni chiediamo che venga rivista e che l'abbassamento possa iniziare perlomeno i primi di settembre. Lago del Corlo, territorio di Arsiè, è un bacino artificiale nato a metà degli anni 50 dopo lo sbarramento del Cismon. Per riempire il canyon vennero cancellate case, campi, le contrate di Giuliat, Cesa, Cabalau, Carer e la gran parte del paese di Rocca. Circa 2000 persone dovettero lasciare le loro case e abbandonare la valle verde, pianeggiante e fertile, ricca di vigneti, boschi, pascoli, mais e tabacco. Quasi 80 anni dopo il lago è diventato fonte di guadagno per molte attività turistiche, alberghi, bed and breakfast, camping. Il turismo è in crescita. Il lago è visitato ogni anno da gente davvero da tutto il mondo. Negli ultimi anni davvero noi abbiamo dei clienti che arrivano da tutto il mondo. L'impatto visivo in questi giorni non è così forte quanto quello sofferto dal lago di Santa Croce in Alpago, pur se il livello d'acqua prelevata arriva a far calare il lago fino a 30 centimetri al giorno. Comunque un danno per il turismo che rappresenta il 90% dell'economia del comune. Il nostro comune negli ultimi anni si è riconvertito come vocazione turistica. Abbiamo due attività molto importanti, due camping frequentati da tanti olandesi, abbiamo un albergo che fino adesso la stagione è andata benissimo, altre attività che fanno sì che il nostro comune in questi ultimi anni, dicevo prima, ha avuto un incremento turistico notevole. A far da guardiano sul lago del Corlo svetta lo storico campanile sopravvissuto all'abbattimento della chiesa ricostruita sull'altura della strozzatura di mezzo del lago. Fauro concorda, per il futuro bisognerà far fronte comune per non lasciare la montagna a secco e non solo d'acqua. Penso che è ora che ci mettiamo insieme da questo punto di vista tutta la provincia di Belluno, perlomeno i comuni rivieraschi della provincia di Belluno. Ai consorzi da sempre noi chiediamo che sia razionalizzato l'uso dell'acqua in pianura, sistemi più adeguati, più moderni, in modo che si possa consumare meno acqua sui nostri laghi. Diventa operativo il nuovo fondo regionale per la montagna istituito dalla Regione Veneto con la legge regionale approvata quest'anno. Sul piatto ci sono 3 milioni di euro nel triennio 2026-2028, 1 milione all'anno destinati a sostenere lo sviluppo delle aree montane e a contrastarne lo spopolamento. La Giunta regionale ha approvato la delibera che definisce criteri di accesso e modalità di assegnazione delle risorse, aprendo così la strada al bando pubblico. Saranno premiati i progetti con maggiore impatto sul territorio, dal rafforzamento dei servizi essenziali a sostegno per le famiglie e welfare locale, con incentivi anche per gli enti che cofinanzieranno gli interventi. Particolare attenzione sarà riservata ai comuni montani che non ricevono i fondi destinati ai comuni di confine per garantire una distribuzione più equa delle risorse e nuove opportunità di sviluppo per l'intera montagna veneta. Per la prima volta una donna guiderà la sezione Industrie Metalmeccaniche di Confindustria Belluno Dolomiti. È Laura Trevisson, vicepresidente della Meccanostampi di Limana e già vicepresidente dell'associazione con delega alla parità di genere. Succede ad Enrico Triches e indica come priorità d'ascolto delle imprese in una fase segnata da sfide decisive, intelligenza artificiale, transizione tecnologica ed ecologica, difficoltà nel reperire personale qualificato e incertezze dello scenario internazionale. L'obiettivo è fare rete e rafforzare la competitività delle aziende del territorio, ha spiegato Trevisson, annunciando un percorso di confronto con gli imprenditori per costruire insieme le future iniziative del settore. Per la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Loren Berton, la nomina rappresenta un nuovo tassello di reale inclusione, sottolineando come la leadership femminile sia un valore aggiunto per l'associazione e per il territorio.
Feltre è pronta a rivivere il suo appuntamento più atteso. Da domani a domenica torna il Palio con 3 giorni di gare, cortei e spettacoli medievali, e quest'anno la manifestazione si apre anche all'inclusione grazie ad un progetto dell'Ulso 1 Dolomiti. 3 giorni per tornare indietro di 600 anni. Da venerdì a domenica il centro storico di Feltre ospita l'edizione 2026 del Palio, la rievocazione storica che coinvolge i 4 quartieri cittadini tra sfide sportive, cortei in costume e spettacoli medievali. L'apertura è affidata alle tradizionali cene propiziatorie dei quartieri. Sabato il centro si animerà con il mercatino medievale, gli spettacoli itineranti e in serata la cerimonia di dedizione con le prime gare, tiro con l'arco e staffetta. Domenica spazio alla messa del Palio e la benedizione dei cavalli, quindi al grande corteo storico e al gran finale a Pra del Moro con il tiro alla fune e l'attesissima corsa dei cavalli che assegnerà il drappo al quartiere vincitore. Quest'anno il Palio sarà anche all'insegna dell'inclusione. Grazie al progetto di turismo sociale e inclusivo dell'Ulso 1 Dolomiti, 15 giovani con disabilità provenienti da tutto il Veneto parteciperanno da protagonisti alla manifestazione. Vivranno la festa dall'interno, prendendo parte alle cene dei quartieri, visitando la riserva del Vinchetto di Celarda e seguendo tutti gli appuntamenti più significativi fino alle gare e alla corsa dei cavalli. L'iniziativa rientra nel progetto regionale Turismo Sociale e Inclusivo nel Veneto, che punta a rendere sempre più accessibili gli eventi culturali e le opportunità turistiche del territorio. Sabato pomeriggio al Museo Rizzarda è previsto anche un momento di confronto con i ragazzi protagonisti dell'esperienza, alla presenza dell'assessora regionale al sociale Paola Roma, con traduzione nella lingua dei segni. E su Antenna 3 domenica in diretta dalle 15:30 le emozioni del Palio di Feltre, la manifestazione che rievoca il momento storico in cui la città passò sotto il dominio veneziano. Feltre compie un salto indietro nel tempo, ricreando il clima quattrocentesco con i cortei dei quartieri, la gara di tiro con l'arco e la fune, fino alla sfida decisiva, la corsa dei cavalli. La grande sfida del Palio di Feltre domenica dunque dalle 15:30 in diretta naturalmente su Antenna 3. E con questo appuntamento da segnare chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio ora alla sigla a seguire le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.